benvenuti su FIPA Veneto TV e buon 1° maggio. Siamo a Salzano in provincia di Venezia, dove oggi vanno in scena le finali Under 14 maschile e femminile. Sul campo di Salzano, appunto, del Pala PM vedremo il Volley Treviso contro il Massanzago per il titolo di campione Under 14 maschile. A seguire invece le ragazze del Volley Full Piave contro le Ali Padova. Allora più tardi godiamoci queste finali e con le voci dei protagonisti. A dopo. Mettila di là, se lo fanno, ok? Se lo devono fare. Andiamo, composti!
Siamo con Antonio Casarin, allenatore dell'Under 14 del Massanzago. Antonio, una fatica, ti ho visto provato, ho visto i ragazzi molto contenti. Raccontaci qualcosa di questa finale. Non volevo perderla dopo un vantaggio di 2-0 così giocato bene. E non ci credevano più, la mia paura era questa, vedere il sconforto nelle facce quando ci hanno raggiunto sul 2 pari. È stata una partita bellissima, merito anche dei nostri avversari, una signora squadra come sempre, non si può dire, e possiamo dire che ha vinto forse quella con un po' di più cuore? Può essere, allora complimenti.
Silvestrini, allenatore della GL Imoco Volley San Donà. Paolo, una vittoria meritata, controllata la partita, raccontaci qualche impressione di questo incontro. Una vittoria, sì, abbiamo dimostrato di meritarla sul campo, prima è tutto da fare, quindi ce la siamo meritata, ce la stiamo gustando, ci mancherebbe, e abbiamo lavorato tanto in questi mesi per raggiungere questo obiettivo, ci siamo riusciti bene e siamo contenti proprio per questo. È tutto un lavoro di staff, di gruppo, di allenatori che dall'Under 11, 12 e così via fanno un bellissimo lavoro, e noi oggi abbiamo raccolto i frutti di questo lavoro anche per loro. E allora complimenti ragazze!